Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Cari amici, bentrovati. Io, come ogni volta che comincio una trasmissione, colgo sempre l'occasione di ringraziare quanti seguono, e siete veramente numerosi, le trasmissioni di TVBN e il canale YouTube TVBN Nino Barone. Vi ringrazio davvero. Questa mattina mi trovo in compagnia di Giovanni Pollina, un amico, un cultore della sicilianità, presidente dell'associazione Sicilia Incantata. Diciamo che il nome dell'associazione non poteva essere altrimenti. Esattamente, mi onoro di aver sia fondato l'associazione che ovviamente portare avanti il progetto di sicilianità. Quindi attorno a me tutti i cultori della sicilianità, tra cui l'amico Nino Barone ovviamente. Grazie Giovanni. Allora noi siamo qui per trattare un argomento specifico. L'associazione, tra i suoi innumerevoli progetti legati alla sicilianità e che ha portato avanti e continua a portare avanti, c'è anche quella della produzione filmica. L'associazione ha girato un cortometraggio dal titolo Turiddu sun Naturi, diretto da Giovanni Pollina, che uscirà a Natale. Io peraltro ho partecipato come attore, fremo dalla voglia appunto fatto dal nostro tecnico. Anzi, voglio ringraziare Nicola Calornia, che ha fatto un ottimo lavoro di registrazione delle scene e sta facendo, anzi è quasi ultimato, un ottimo lavoro di montaggio video. Ricordiamo che nel cortometraggio tra gli attori c'erano anche attori professionisti, come ricordiamo Totò Borgese, il nostro amico, che davvero ci ha dato una grossa mano. Casting, Totò Borgese, che ringrazio, ciao Totò. Oltre l'amicizia che ci lega da parecchi anni, è proprio un perno importante della produzione filmica di Sicilia Incantata. Si è prestato fin da subito a fare direttore di casting, quindi a scegliere figure necessarie per la realizzazione del film, e anche recitato delle parti abbastanza importanti come protagonista ovviamente. Allora, mentre attendiamo l'uscita di questo cortometraggio Turiddu sun Naturi, che dovrebbe uscire ed essere presentato prima delle festività natalizie, parliamo di un altro progetto, sempre che trova, come dire, la mente in Giovanni Pollina, un progetto, un nuovo, questa volta film. Esattamente. Interamente in lingua siciliana, dal titolo I Siciliani. Vogliamo, Giovanni Pollina, ti chiedo, diciamolo a chi ci ascolta, di che cosa tratta questo film, quando uscirà e dove è ambientato. Allora, il film tratta di un argomento molto importante per quanto riguarda la storia vissuta da chi l'ha vissuta, ovviamente io la posso solo studiare nei libri di scuola, sugli emigranti siciliani in America, quindi dei siciliani che vanno in America per un triste periodo. Siamo nel 1930, in una Sicilia purtroppo che vive anche di fascismo e poi anche di scarsezza di lavoro, di cibo. Quindi sarà un film in bianco e nero, in totale lingua siciliana. Mi onoro di avere scritto, con grandi personaggi che voglio elencare, in primis ovviamente Totò Borgese, perché per me rimane e rimarrà sempre un grande attore, un professionista. Poi ci sarà anche sicuramente la presenza di Antonio Pandolfo, poi ci sarà anche la presenza di Nino Barone, che ho scoperto di recente avere anche queste performance cinematografiche, e anche del poeta castellammarese Giuseppe Gerbino, e tanti altri che hanno mandato la richiesta a partecipare, persone che hanno fatto teatro, insomma che hanno un minimo di cultura di recitazione. Io, Giovanni, ti ringrazio per la considerazione, ma ho partecipato al cortometraggio Turiddu sun Naturi e devo essere sincero che mi sono divertito tantissimo. Hai davvero messo su un'organizzazione impeccabile e è anche un po' complicata, perché ci siamo spostati a girare le riprese e c'è stato pure le sceneggiature erano assolutamente impeccabili, come dici tu, perché i luoghi erano abbastanza suggestivi. Si
parla di luoghi siciliani, un po' riprendevano il Salvatore Giuliano quando scappava nelle montagne di Montelepre, un po' hanno ripreso Carini perché lui aveva amici anche a Carini. È tutta una storia che dovete assolutamente guardare questo film per rendervi conto, questo cortometraggio, della bellezza che è stata creata e dei bravi attori che hanno partecipato. Quindi sono ben lieto di partecipare anche a questo nuovo tuo progetto filmico, I Siciliani. Giovanni, vorrei che tu ovviamente dicessi ai telespettatori, ecco, la location che hai scelto per questo film che, appunto, ricordo, sarà girato a partire dalla prossima primavera. Esattamente, il film le scene saranno girate a Borgo Parrini Partinico, dove ho trovato una bella famiglia delle associazioni che si sono subito mostrate positive a collaborare in questo progetto, e poi alcune scene a Palermo. Ovviamente, come ho ribadito poco fa, includeremo, oltre alla fase dell'emigrazione degli emigranti siciliani in America, anche gli antichi mestieri ormai dimenticati, e comunque un po' il siciliano, quando non c'era lavoro, cercava sempre di stentare la famiglia anche con questi antichi mestieri: il vecchio scarparo, ovottaro, usigiaro, il contadino, il venditore di giornali, per quello che c'era al tempo, c'era il fascismo. Quindi riprenderò anche gli antichi mestieri, sempre recitati da poeti, da attori, da comparse che hanno un minimo di recitazione e che si mettono lì come noi a produrre questo bellissimo film. Le musiche invece a chi l'hai affidate? La colonna sonora l'ho richiesta in liberatoria al gruppo dei Lautari della provincia di Siracusa, quindi Salvo Noto, che me l'ha concessa ovviamente volentieri, gli è piaciuto il progetto, quindi mi ha concesso questa colonna sonora. Lo ringrazio, grazie Salvo Noto. I Siciliani, quindi, il nuovo film scritto e diretto appunto da Giovanni Pollina, un film a tutti gli effetti in lingua siciliana. Si farà un casting per ovviamente la scelta delle comparse, degli attori. Ecco, vuoi parlarcene quando si farà, dove si svolgerà, così di modo che le persone che sono interessate possono contattare direttamente l'associazione oppure TVBN, che farà da tramite eventualmente per gli interessati a partecipare alla partecipazione di questo casting. Allora, il casting, per chi non lo sapesse, è un evento, nel nostro caso cinematografico, che serve intanto ad acquisire i dati, quindi il consenso dalle persone che verranno a fare un provino di recitazione. Quindi si prendono i dati delle persone, non si prendono, si dà la liberatoria al consenso del trattamento sia fotografico, perché nel casting ci sono fotografi, ci sono tecnici che fanno riprese video, c'è musica, quindi ci sono dei consensi da dare all'organizzatore, in questo caso a Sicilia Incantata, affinché tutto proceda nella trasparenza e nelle regole ovviamente di quello che è. Quindi venite, vi iscrivete al cast, date i vostri dati, quindi nome, cognome, indirizzo mail, contatto telefonico, e mettete eventuali progetti a cui avete partecipato in lingua siciliana, che so, magari siete poeti oppure recitatori di scenette teatrali, o perché no avete già partecipato a cortometraggi. Quindi tutto questo vi fa da base per avere ottime possibilità nell'inserimento del nostro cast. Il cast verrà scelto nel nostro casting il 1° di dicembre a Borgo Parrini Partinico alle ore 10. Fino al 28 di novembre potete mandare un'email con richiesta di partecipazione al cast I Siciliani, dove andate a mettere i vostri dati personali indirizzando la vostra mail all'indirizzo nostro dell'associazione, che è siciliaincantata.eventi@gmail.com. Ok, grazie Giovanni per queste informazioni. Sicuramente ci saranno tante persone che vorranno partecipare a questo casting. Una sola informazione, una mia curiosità: chi terrà il casting? Chi sarà che farà fare i provini a tutte le persone che verranno lì a mettersi in gioco? Ovviamente Giovanni Battista Pollina, che sono io, il regista del film, lo sceneggiatore del film e chi l'ha scritto, però ovviamente supportato da Totò Borgese, che ovviamente è la mia spalla.
Ok, ringraziamo Giovanni Pollina, lo ringraziamo doppiamente per questo impegno culturale che con la sua associazione, ricordo Sicilia Incantata, da qualche anno ha intrapreso, veramente una bella realtà. E io ringrazio quanti hanno seguito questa intervista e continuate a seguire le trasmissioni di TVBN, la pagina Facebook, ma anche il canale YouTube TVBN Nino Barone. Vi abbraccio tutti, alla prossima. Ciao. Every single day